Ben ritrovati a Edicola Friuli. Oggi, venerdì 2 marzo, andremo in Viale Tricesimo a conoscere un nuovo edicolante. Ma prima di partire commentiamo insieme le inchieste pubblicate dal settimanale Il Friuli. Il titolo di copertina è Monopoli Friuli Venezia Giulia. 23 partecipate, 30 enti, 22 fondi gestiti, 6 società in liquidazione. Questo il riassunto di un'inchiesta che appunto parla dei numeri della galassia pubblica regionale tra realtà efficienti e vecchi carrozzoni da rottamare. Allora andiamo all'interno delle pagine a vedere che cosa scrive Hubert Londero. Regione, la galassia delle partecipate. Dal 2015 è stato dato il via a un piano di razionalizzazione sia dal punto di vista delle quote societarie sia da quello dei costi. Ecco quindi la fotografia della situazione e cosa resta da fare. Qui vedete appunto le società partecipate, gli enti strumentali controllati e le partecipate, e poi appunto il grafico che parla delle società in liquidazione e gli organismi strumentali. L'inchiesta prosegue con l'articolo di Alessandro Di Giusto: i partiti lasciano il timone ai veri manager. Le aziende controllate, secondo Roberto Grandinetti, funzionano solo dove il mercato è assente, a patto che i politici non mettano becco e si affidino a persone competenti. Quindi appunto l'intervista al docente di economia e gestione delle imprese dell'Università di Padova che esprime il suo parere sul mondo delle società partecipate. E poi abbiamo appunto altri focus che riguardano appunto alcune delle aziende più illustri e più conosciute. Per quanto riguarda il territorio, invece, futuro incerto per i tesori del centro. Questo è un tema molto caldo e molto sentito in questi ultimi giorni. Palazzi cinquecenteschi che occupano posizioni chiave nel cuore del capoluogo friulano, altri invece più recenti ma comunque di pregio, non sono utilizzati al meglio, mancano progetti ma soprattutto il denaro per finanziarli. Allora Maria Ludovica Scingo ci porta a conoscere questi tesori, queste realtà appunto poco conosciute e soprattutto poco valorizzate. Qui vedete appunto la Cassa di Risparmio, decisa la fusione con Intesa, non la fine del marchio, e quindi si parla anche del futuro delle proprietà di questi immobili. E poi l'ex Banca d'Italia, il capolavoro palladiano che non torna a splendere. Questo è proprio un vero peccato. Proseguiamo oltre, ci spostiamo invece a Pordenone, dove si smascherano i bulli con un film. Anteprima nazionale al Cinema Capitol proprio quest'oggi per la pellicola girata in gran parte nell'Istituto Carniello di Brugnera con studenti attori. Uno spaccato crudo della realtà con un messaggio però positivo. Allora Daniele Micheluz ci racconta come è nato questo progetto e perché il Friuli occidentale fa da sfondo a questa vicenda ispirata da fatti reali che sono accaduti in Italia, ma sappiamo che questo fenomeno purtroppo è molto conosciuto e vissuto anche nella nostra regione. E poi locomotiva avviata e anche molto bene per quanto riguarda l'export e il settore del legno arredo. Proseguiamo con la nostra lettura e allora vi porto tra le pagine della cultura. In questo caso Andrea Ioime ci porta a fare un tuffo nel passato, quando c'era lei, la nostalgia dell'Austria. Elisabetta d'Austria, donna, imperatrice, viaggiatrice. E questo è il titolo della mostra ospitata a Gorizia, con 200 opere che ne ripercorrono le vicende, alcune di proprietà di nobili asburgici. E insomma, forse il legame con questo pezzo della storia della nostra regione non si è mai spezzato, e a questa testimonianza di tutto ciò sono proprio le mostre dedicate ai regnanti di questo periodo che riscuotono sempre un grande successo. E poi abbiamo anche Land Art, le nuove frontiere dell'arte che trovano la loro comfort zone, e qui appunto abbiamo altri suggerimenti quindi e idee per andare a visitare qualche mostra. E infine spettacoli. Il mio West, dal Friuli all'Arizona. L'udinese Carlo Gabershek è uno dei maggiori esperti mondiali di cinema western per quanto riguarda set e location. Gli ultimi suoi libri sono dei veri e propri colossal, frutto di decenni di ricerche. E allora qua vedete appunto anche alcune immagini storiche che fanno parte dell'iconografia, della cinematografia western, e Andrea Ioime ci presenta i 3 volumi sui film girati nello stato dei cactus e delle rocce, un'opera senza precedenti che ovviamente sarà molto apprezzata dai cinefili.
È giunto il momento di partire, di andare a conoscere il nuovo edicolante. Vi ricordo però che all'interno del settimanale questa settimana trovate anche l'inserto Family Casa con tanti preziosi consigli per le vostre abitazioni. Ora mettiamoci in marcia e via a conoscere un altro edicolante. Eccoci qui, siamo in Viale Tricesimo in questa edicola bar gestita dal signor Aldo, nome d'arte, diciamo il nome vero anche, che è un nome... Nivardo, siccome è un po' strambo, va male da ricordare, passo per Aldo e nome d'arte Aldo. Nome d'arte e qua abbiamo anche, visto che diciamo arte, anche dei bei quadri, abbiamo le carte, i fiori, insomma siamo in un locale un po' particolare perché è bar ma è anche edicola e si trova in uno dei viali più trafficati anche della città. Sì, ed è questo che ci porta a lavorare anche bene, perché avendo tabacchi uno si ferma a comprare il giornale, beve il caffè e compra le sigarette, e così una mano lava l'altra e riusciamo a arrivare a fine mese un po' più comodi. In più offrite un servizio completo alla vostra clientela, che mi diceva prima è una clientela in realtà fidelizzata, affezionata, che si poggia molto anche sugli uffici. Ricordiamo che siamo in una zona commercialmente dal punto di vista degli uffici anche molto ricca. Difatti ci sono molti uffici e un po' di passaggio c'è, ma la clientela stanziale è quella che proprio ci onora di più e ci fa star bene. Lo zoccolo duro. Senta, da quanti anni è aperta e da quanti anni lavorate qua? Mese di gennaio del 1981, sono 37 anni che siamo presenti in zona. Direi un bel po' di anni. Com'è cambiato il lavoro, ma anche com'è cambiata la zona e la clientela? Cambiato moltissimo, perché intanto non c'è più quella libertà che c'era una volta, non c'è più quel bel vivere di una volta. Adesso siamo tutti succubi del telefonino, dell'home banking, siamo succubi del lavoro, che è una roba impressionante. E prima bevevano un bicchiere, anche cantavano ogni tanto, adesso se cantano in osteria arriva l'autoambulanza subito, non esiste più, e allora è tutta un'altra vita, un altro vivere, un altro più bel vivere era. Qualche rimpianto, diciamo, per il... Sì, rimpianti, perché non c'è più la spensieratezza di una volta. Allora siamo ho detto prima, in uno dei viali più trafficati della città, un viale che è sempre stato molto vivo dal punto di vista commerciale. Una nuova rotatoria è stata realizzata qualche anno fa qui, proprio per anche porre fine a tutta una serie di problematiche legate alla viabilità, però forse insomma si poteva far di meglio, come sempre peraltro, però insomma noi diamo dei suggerimenti. Giusto. Noi che siamo qui tutto il giorno abbiamo notato che la rotatoria è stata spostata troppo a destra, e quelli che vengono a Tricesimo dal viale arrivano sparati perché non subiscono il rallentamento della rotonda, praticamente arrivano qui che... E io difatti fuori la porta ho dovuto mettere 2 vasi, che la clientela non esca e non venga se no chi esce a fumare, diciamo, rischia un po'. Rischia un po'. Sì, da quel lato lì potevano, d'altronde non possiamo andare contro i tecnici comunali che loro fanno tutto loro, è un po' un problema per la velocità più che altro. Adesso la gente dovrebbe andare piano, ma la mattina un premura andare a lavorare. E voi siete aperti, aprite molto presto, perché è vero che è un bar ma anche un'edicola, quindi ci sono tutta una serie di lavori da fare, e qui si può bere un caffè già dalle 5:30 abbiamo la macchina calda e anche i bomboloni che arrivano, e alle 5:30 cominciamo già, non c'è movimento, però si comincia intanto a mettere a posto i giornali e arriva sempre qualcuno. Insomma è un buongiorno comunque comodo per chi va a lavorare. Sì, è comodo, poi anche, siccome a me piace la musica, metto sempre Radio Sorriso. Un sorriso per forza. Andiamo la mattina con l'Isio e molti sono contenti anche per quello. E voi siete clienti di questo locale e abitate anche nella zona. Come si sta da queste parti? Quali sono magari... E innanzitutto cosa vi piace di ritrovarvi qua tra di voi, tra amici? Beh, perché è simpatico, sono tanti anni che vengo qui, ci trova bene. Tempo fa si giocava a carte anche, adesso non... La mia terza moglie non vuole, allora non... Come la mettiamo? Come la mettiamo? Non posso fare come le altre due, che sono... Non c'è 2 senza 3, e il 4 viene da sé. È per questo che non l'ho sposata ancora. E io sono di Felletto Umberto, e la comodità di questo ambiente è che prendo il caffè, trovo Ranieri che compra 3 giornali
e lui mi fa il riassunto di quello che legge di tre giornali. Prendo il caffè, prendo il Messaggero e vado a casa, insomma. E com'è la viabilità? Lei che stava venendo a piedi, prima parlavamo della mancanza anche di una pista ciclabile lungo questo tratto di strada, eccetera. Cosa ne pensa? Allora, se io mi devo riferire a Feletto, le dico è un'ottima viabilità. Se mi dice questa parte qui, le dico poco sicura, perché io qui col bambino non ci posso venire. Allora, io non sono proprio di qui, sono di Beivars, quindi vengo qualche volta al Terminal Nord. Mi muovo con la macchina, per cui non trovo difficoltà. Forse le persone che vanno a piedi, no, hanno più problemi. Questa zona invece è una zona molto vivace dal punto di vista commerciale, no? Proprio qui diciamo No, non è d'accordo? Vivace, mi pare che sta morendo piano piano tutto, ma perché sta morendo tutta l'attività commerciale qua in giro. Lei è un commerciante? No. No, non sono un commerciale, ma vedo, si chiude, basta camminare, no? Però hanno anche aperto nuovi negozi, nuove catene. Certo, se apre uno e se ne chiude 5. Conosco solo l'esterno della città e per l'esterno credo la viabilità sia buona. Allora, lei però, signor Aldo, non è solo in questa attività, perché è un'attività di famiglia in un certo senso. E dato l'orario molto lungo, dalle 5:30 della mattina alle 9 di sera, sono coadiuvato dalla moglie, dal figlio e una ragazza che arriva più tardi, che ci dà una mano anche lei, perché altrimenti Insomma, sono tante ore altrimenti. tante ore uno scoppia. Però l'apertura sempre lei. Sì, perché mi piace, perché c'è movimento e il tempo passa. Il pomeriggio non riuscirei a lavorare perché è troppo lento il lavoro, è meglio la mattina che uno si dà da fare e il tempo vola. Allora, grazie signor Aldo per averci accolto nel suo locale, in bocca al lupo per tutto, salutiamo chi ci segue. Grazie a Telefriuli, che è una televisione che da tanto tempo noi la seguiamo, è la nostra televisione dei friulani ed è bello essere intervistati anche da Telefriuli. Grazie, a noi fa piacere proprio andare a conoscere le realtà locali. Esatto, ci piace così. Allora, grazie per essere stati con noi, grazie signor Aldo. Il prossimo appuntamento con Edicola Friuli è a Brest e ci vediamo venerdì prossimo. Buona serata.